Sindaco Mario Mantovan, sedimenta, una cosa interessante fatta da giovani in uno spazio che il comune ha dedicato. Qua siamo a Cappellino, quanto è importante rivalutare queste zone un po' dimenticate, un po' spopolate, ma che comunque riuscite ad animarle con attività importanti. È proprio l'obiettivo di questa manifestazione che si chiama appunto Sedimenta, che ha vinto anche, ha partecipato a un bando e è riuscita a vincere un bando della Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di rivitalizzare tutte le zone agreste che abbiamo nel nostro Parco del Delta. Quindi il borgo di Cappellino si addice proprio a questa manifestazione qua. Poi ringrazio anche il presidente Applocchi Contarina che qua è la sede, quindi è stato anche lui e sicuramente ha dato una grossa mano a questa manifestazione. Spero che tutto vada bene, siamo nella prima serata, vi ricordo tutti che c'è venerdì e sabato anche, quindi grazie a chiunque verrà. E come sempre sinergia, collaborazione e viva comunque sempre Portoviro. Grande sindaco. Elisa Pregnolato, diciamo l'anima di questa festa, Sedimenta, perché Sedimenta? È nato il nome perché si spera che questo progetto possa affondare, mettere radici e sedimentare come i detriti del Po, insomma, parte da il luogo e cerca di essere un buon auspicio per progetti di questo tipo. Ho visto anche tanti artisti, quindi è una fucina di artisti il Polesine, o sbaglio? Sì, stiamo cercando di creare delle connessioni tra artisti nazionali e persone creative, operatori culturali del luogo, cercando di supportare anche quelli che possono essere progetti culturali nelle aree interne un po' più difficoltose per il restare a livello lavorativo, a livello appunto di proposta culturale. Tu sei fondamentalmente una globetrotter, so che hai girato il mondo, ti piace, no, eccetera. Però cosa rappresenta per una ragazza che ha girato, nonostante la giovane età, quasi tutto il mondo, il Polesine? Cos'è il Polesine per te? È un luogo di anche contrasto, però è quello spazio anche per un pensiero orizzontale, per fermarsi e immaginare nuovi modi di abitare questo orizzonte più vasto. E quindi è una possibilità anche di portare delle esperienze che magari sono lontane da qui a trasformarsi, a essere vissute in un'altra maniera. Grande Elisa! No, vabbè.